Ai tempi di Casanova vi erano a Venezia centinaia di casini o ridotti, piccoli appartamenti che venivano utilizzati come una sorta di club privati, dove le persone si riunivano per conversare, spettegolare, organizzare giochi e passatempi e, perché no, fare l'amore lontani da occhi indiscreti. Questi luoghi erano infatti anche delle piacevolissime alcove. Giacomo Casanova ne aveva affittato uno nella zona di San Moisè, andato smantellato, come la quasi totalità di questi luoghi. Ma a Venezia ne sopravvive ancora uno, Casino Venier, oggi sede di Alliance Française, molto simile a quello descritto da Casanova nelle sue memorie. Diversi vani che avevano porte comunicanti e la camera da letto unita alla cucina per mezzo di uno sportello che permetteva di essere serviti direttamente nell'alcova senza che nessuno tra i fornelli o appartenente alla servitù potesse vedere chi stava a letto. Un'idea di discrezione che in Casino Venier si spinge ben oltre. Il ridotto ha una piccola stanza con due strane estroflessioni. Un ensemble suonava nascosto e la musica si diffondeva in tutto l'ambiente attraverso queste due rudimentali casse, in un'idea tutta settecentesca di filodiffusione. E poi il colpo di genio della riservatezza, una piastrella del pavimento del salone che, sollevata, permetteva di riconoscere facilmente chiunque fosse alla porta, nel sottostante sottoportico delle acque. Fico, no?